partita è stata? Se ne dai. Perché se ne deve andare? Perché? Qualche sostituzione andava fatta prima probabilmente e nel Napoli esiste un problema Kvaratskhelia che probabilmente oltre ad essere un problema tecnico perché oggi non riusciva a saltare l'uomo, non riusciva a tirare in porta, ci sarà qualche problema anche contrattuale. L'ha visto troppo individualista forse da questo Individualista, poco attento e non è il Kvaratskhelia che conosciamo. Speriamo. Dall'Argentina arrivo subito. Che Napoli è stato? Ottimo, grande Napoli, anche grande Kvaratskhelia, pure ci ha messo l'anima, c'era un calcio di rigore netto su di lui, non ho capito perché l'arbitro non ha dato un rigore, non ho capito. Rigore negato al Napoli, rigore negato e voglio dire 3-1, grande Conte, sei un grande. È un grande. Dall'Argentina. Otra vez nos vemos como en la entrada. E il Napoli va a avere il quarto titolo. Sí, totalmente. Jugó muy bien. L'Argentina torce per lo Napoli Argentina y Napoli es lo mismo. Y Boca. Gracias. E quindi abbiamo ascoltato anche un commento argentino, ascoltiamo un commento napoletano. Allora, io vorrei dire una cosa, partita straordinaria, se non fosse un po' per l'arbitro, però non l'ha gestita bene, però ci possiamo accontentare per questo 3-1. La capolista se ne va, forza Napoli sempre. Ma si può sognare il primo posto, la capolista, una festa? Può darsi. Però alzi le mani. Dobbiamo perché non è detto. Siamo ancora a inizio campionato, quindi diciamo che... Però ci stiamo lì. Sì, stiamo lì. E anche stasera ci ha marato 3 palloni. Ma quanti palloni darà ancora questo Napoli? Ma penso che quest'anno ci prenderemo parecchie soddisfazioni. Penso che qualcuno al nord, Milan, Inter, inizia un pochino a preoccuparsi. Dovete solo rosicare, Milan, Juve, Inter, rosicate. Ci sarà preoccupazione lì? Io penso proprio di sì, perché comunque il Napoli di Conte quest'anno sta facendo tanto, i giocatori comunque bene e male si impegnano e tutto. Però chiaramente l'arbitro di stasera non l'ha gestita male. Il rigore di Kvaratskhelia ci stava, era netto anche senza VAR. Lo schiaffo che è stato dato a Buongiorno personalmente per me era da rosso perché è un comportamento che nel calcio, nello sport non si deve fare. Poi c'è stato pure un intervento su Anghissà, un piede a martello, un po' discutibile. Però diciamo che tutto sommato il Napoli sta a 16 punti, deve continuare così anche con le prossime partite, che comunque Milan e Inter non si devono preoccupare. Però se il Napoli vince anche queste partite complicate... Se il Napoli vince con Milan, Inter e Juve, lo scudetto già si può dare, perché le 3 big dobbiamo battere le 3 big. Sei fiducioso? Io penso che quest'anno oltre allo scudetto ci portiamo anche la Coppa Italia a casa e anche la qualificazione per l'anno prossimo in Champions. Bene, speriamo, grazie mille. Che partita è stata? Un commento sulla gara? Napoli da scudetto? Sì, sicuramente. Napoli da scudetto, vediamo, è un Napoli da scudetto? Speriamo. Ci possiamo credere davvero o dobbiamo stare con i piedi per terra? Vediamo sempre. Finché che non abbiamo i punti che fanno la differenza. Però nel frattempo è tornata una squadra di calcio rispetto all'anno scorso e già questo per noi va benissimo. Da questo punto di vista che squadrone è questo? Abbiamo visto anche McTominay oggi ancora una volta in grande spolvero, grande squadra. McTominay stasera ci ha fatto proprio divertire. McTominay sei grande, sei il numero 1. Forza Napoli! Un bacio! Questo Neres merita qualcosina in più anche stasera, un nuovo timbro. Secondo me al posto di Politano merita. Dici che alla lunga gli toglierei il posto? Sì, gli toglierei il posto. È troppo forte. Stiamo a vedere, grazie. Sicuramente ciao. È contento Antonio Conte che ha tante risorse, tante alternative. Sì, è un allenatore che recupera anche i morti, è troppo vincente, c'ha una mentalità proprio un trascinatore. Cosa è successo però nel primo tempo? Gol lampo e poi forse si è rilassato un po' il Napoli. Conte ha capito che li doveva attaccare alti, perché se li aspettavi al limite dell'area loro fanno gioco. Sì. Nel momento in cui li aggrediti alti hanno commesso l'errore e hanno perso la partita. Se li aspettatta dietro... È vero, da questo punto di vista quando poi si sono calciatore, aperti i varchi, quindi lo dice con diretta esperienza. Forza Napoli, vediamo se ci sono. Questo Napoli da scudetto?
Napoli da scudetto, all'andata eri fiducioso, vediamo cosa ci dici adesso dopo questa partita. Allora, siamo stati bravi, però nel primo tempo, come dire... Un pochino attentennato. possiamo dire. Vai, vai, mantengo io. Vabbè, comunque il Napoli, secondo me, migliore in campo Lukaku. Ha fatto 2 assist belli e un gol. E mi è piaciuto questo Napoli. Buona serata, saluto Massimo. Grazie mille, grazie mille. Forza È la prima, Napoli. buonasera, sempre La Forza prima. Napoli, è la prima partita che andiamo a vedere allo stadio. Tutti e tre Battesimo, insieme, battesimo. battezzato alla grande, Forza Napoli 3-1 alla grande. Allora li dobbiamo portare più spesso. Ma facciamo abbonamenti, Più spesso. praticamente. Auguri! Grazie. Forza Napoli! Forza Napoli. Un commento su questa partita, c'è questa piccolina. Forza Napoli! Forza Napoli, più forte, più forte. Forza Napoli! Forza Napoli, Forza Napoli, un commento su questa partita, che partita è stata? Una partita penso bellissima, ottimo gioco, abbiamo preso un gol perché giustamente i ragazzi si dovevano dare una svegliata, però cosa diciamo sempre a casa? Forza Napoli! Napoli, bellissima famiglia, complimenti. Vediamo se c'è ancora qualche commento, che Napoli è stato stasera? Secondo tempo fantastico, il primo tempo un po' cosa è successo? sottotono, abbiamo fatto il gol, poi di fatto il Como ha fatto una grande partita e ha fatto una bella squadra. Secondo tempo solo Napoli, va bene così. Lukaku sta facendo dimenticare Osimhen. Osimhen, noi siamo particolarmente legati a Osimhen, però Lukaku va bene così, fa il suo compito, assist, gol, meglio di così non si poteva. Grazie. L'importante è che Lukaku segni, l'importante è questo. Maglietta del Boca, un commento su questo Napoli, che Napoli è stato? Bellissimo, veramente molto... Può arrivare a vincere un altro scudetto o è ancora presto? presto, dobbiamo aspettare. Sempre Forza Napoli. Forza Napoli, anche lui è argentina, un Forza Napoli pure tu. Forza Napoli! Forza Napoli. Forza Napoli! Forza Napoli! Tutti i tifosi azzurri. Spaccato il Como! Abbiamo spaccato il Como. Sì, può piangere! Ok, è stata un pochino dura, però abbiamo... Il Como si rassegna! Si è rassegnato il Como, è vero. Alla fine c'è stato il colpo di grazia con David Neres. Andiamo a vedere cosa ne pensano i tifosi anche di questo giocatore che ancora una volta riesce a incidere in pochissimo. È chiaro che inizia a diventare un giocatore che nelle gerarchie inizia a spingere, quindi andiamo a... La capolista se ne va! Forza ragazzi, forza abbiamo sofferto, l'avevo detto prima, Sì. che la soffrivamo, però ce l'abbiamo fatta. Però nonostante ciò il Napoli vince, se vince anche quando soffre, ricorda un'annata che abbiamo vissuto un po' di tempo fa. Ma non solo l'annata che abbiamo vissuto qualche tempo fa, ricordano proprio le squadre di Conte che così giocano ragazzi, e quindi se si deve vincere anche soffrendo va bene così. Così giocano e così vincono. E così giocano e così vincono. Ragazzi, un abbraccio a tutti i napoletani, forza Napoli sempre! C'è un solo problema in questo Napoli: David Neres deve giocare titolare o no? Deve giocare titolare, no, titolare ancora non lo so perché come Però deve avere facciamo? maggior minutaggio. Deve avere maggior minutaggio e poi può giocare sia a destra che a sinistra e si vede, è un giocatore devastante. Ragazzi, abbiamo fatto un acquisto formidabile. Così come anche McTominay, che anche oggi... Che te lo dico a fare, dal vivo... Poi per televisione è un'altra cosa, ma dal vivo si vede proprio... È impressionante. È proprio impressionante McDonald. Grande Napoli. Grande Napoli. Forza Napoli! Forza Napoli. Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Grande Lobotka! Oggi ha fatto... Forza Napoli, la prima volta allo stadio. Vai, Vincenzo, pure per Anna. No, non voglio. 2 gol, un gol e 2 assist di Lukaku. Posso dire Salutate la capolista! Capolista se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! E se ne va! Siamo troppo forti! Tifare Napoli a Napoli è facile ed è bellissimo. Mio figlio tifa Napoli a Roma e oggi si è visto una grande partita. Forza Napoli! Complimenti, sembra di Sempre vivere. Forza Napoli!
Sembra di rivivere quello che abbiamo vissuto qualche mese fa, non gli ultimi, ma l'altro giro ancora. Ci siamo sulla strada buona. È difficile sconfiggere questa squadra. Siamo una grande difesa, un grande centrocampo e un grandissimo attacco. Questa vittoria che allunga in classifica è un messaggio per tutta la Serie A, ma un messaggio concreto. Sì, un messaggio concreto per far vedere che il Napoli c'è e praticamente reggerà fino alla fine perché adesso te lo faccio dire. Perché c'ha anche i ricambi, c'è una grande panchina il Napoli, questo è l'aspetto fondamentale. Bene, il messaggio, qual è il messaggio di questa C'è Magnan, su 4 sceme c'è Magnan. Messaggio poetico. Vediamo. Neres attualmente è l'esterno più forte del mondo. Si sono mangiati 3 polpette, sono sazi adesso. 3 polpette, hanno venuto a Napoli 3 panettone. Comunisti! Stai zitto, comunista! McTominay, mangiano di De Bruyne. Vi abbiamo mandato 3 babà, mangiatevi sul lago di Como! Come esulta uno scozzese per la vittoria del Napoli? No, olè, abbiamo vinto. Così dicono, ma vinciuto. Quanto prima ho mostrato questo cartello prima, 30 secondi dopo l'inizio della partita ha segnato il Napoli. Sei riuscito a vederlo il gol, manco il tempo di salire. Quello che dico, è come si dice in Scozia, dalle mie parti, in Scozia si dice non deve scorrere, oppure McTominay ha letto, secondo me ha letto. Allora, che Napoli è stato? Cavate 3 palloni, ci hanno cavato 3 palloni. Forza Napoli sempre, 3 palloni ci hanno mandato e 3 gol. 3 gol, tu cosa vuoi dire di questo Napoli? Quanto ti è piaciuto? Allora, tutti sono forti, Conte dovrebbe essere sempre lo stesso, altrimenti stiamo sempre in basso. Forza Napoli sempre. Dai, possiamo essere Forza Napoli! Questa è la grinta giusta, perché se ho capito bene il battesimo oggi. Il battesimo lui della seconda volta a Napoli, allo stadio Maradona. Esatto. Forza! Anche loro il battesimo. Forza Napoli sempre! Che vengano più spesso questi bambini, se oggi è andata bene, Prego. Lui ha I detto sono antipatici e Forza Napoli! ha detto papà, stasera giochiamoci 3-1. Hai capito che ha detto? Il papà non ha ascoltato però il piccolino. Ah, ok, meglio così, da un certo punto di vista. 3-1 l'avevo detto anche io. 3-1 l'avevi detto e soprattutto io avevo detto che insomma ero ottimista perché Però per ora ha giocato bene. Però segnato. quel Van der Brempt in difesa, mamma mia. stava anche quasi segnando con quella. Lo consigliamo a De Laurentiis, penso che avrà visto la partita. No, secondo me vale più di Lorenzo, è andato a destra. Sì, vale. Lascia stare che è forte, lascia stare. Passo un attimo da lui e torno subito da te. Che Napoli è stato? Non abbiamo visto una partita, abbiamo visto una partitona. Kvaratskhelia campo l'ha infuocata, Lobotka ha gestito tutto il centrocampo, Lukaku che è un mostro, stesse cose per Neres. Voglio aspettiamo quarto, ce la potremmo fare, forza Napoli sempre! Napoli, ci credono anche i giovani tifosi, Ma Lobotka che partita ha fatto oggi? Che partita ha fatto? Migliore in campo. Troppo forte Lobotka. Formidabile. In regia, a recuperare. Peccato per Gilmour, io vorrei vedere pure Gilmour il sostituto sulla naturale. Conte lo ha detto, il problema è questo, che Lobotka è troppo un giocatore importante. Dove lo metti? Conte lo ha detto, mi sta mettendo in enorme difficoltà perché dovrebbe giocare. Possiamo divertire. Questo Napoli dove può arrivare? Può veramente lottare per qualcosa di importante? Stasera se n'è andato, la capolista se ne va, e la capolista se ne va e sono 3. La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Come prima, Ritorna la sciarpa azzurra. Questa ha portato fortuna, lo dobbiamo fare più spesso. Non ho capito. Sciarpa della trasferta. Ok. Tutta Italia, ok. Speriamo che vada a raccogliere qualcosa in Italia. Questo Napoli, che Napoli è stato? È stato veramente un bel Napoli, la partita non era scontata. Ce l'abbiamo fatta, sono contento e ci portiamo i 3 punti. Questo Caprile in porta, stiamo commentando poco. Deve secondo me assumere un po' più di sicurezza, però è ovvio, non c'è continuità, non ha giocato tanto con Napoli, però spero che prenda fiducia e possa fare del suo meglio. È vero, grazie mille. Napoli, Io ridò la sciarpa
a Paolo e lo dobbiamo fare più spesso perché ha portato bene, Vieni. Allora, buongiorno, finalmente, buongiorno giocatore, finalmente abbiamo trovato quel profilo, che mancava a Napoli. Prima di Kim. Esatto, quindi da questo punto di vista possiamo dire che De Laurentiis ha fatto un mercato enorme tra Buongiorno, McTominay, Davide Neres e chi più ne ha chi più ne metta, perché ne possiamo citare almeno altri 2-3. Possiamo dire che ha fatto veramente un mercato eccezionale. Sì, ma oltre a essere il presidente del Napoli, De Laurentiis a prescindere è sempre stato un imprenditore, quindi è sempre riuscito a gestire le società e queste cose qua. In particolare secondo me il migliore acquisto, oltre a Neres, McTominay, che veramente domina a centrocampo, cioè fa di tutto e di più, veramente ha mandato cardiopalm stasera, quindi... Che poi tra l'altro in macchina mentre stavo venendo ho detto a mio zio, secondo me McTominay si sblocca dopo 30 secondi, quindi, subito. Veramente non so più come descriverlo, cioè veramente fortissimo. Quindi... Tra l'altro considerando i prezzi folli del mercato attuale, avendolo pagato solo tra virgolette 30 milioni, veramente è stata un'operazione straordinaria. Sì, poi pure perché allo United là faceva panchina, quindi veramente un giocatore di questo livello veramente potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Sicuramente in Italia, poi non so all'estero come si regolano, però sicuramente in Italia sarebbe titolare, in Italia titolarissimo, cioè sarebbe stupido non metterlo titolare. No, è vero, ma penso che anche all'estero molte squadre, penso che il Manchester United inizierà a pentirsene un po' di questa. Le ultime 4 parole come i 4 gol della partita: Sim è più forte. È una copia e incolla, va benissimo tutto perché tutto giusto ha detto. Questo McTominay ha soli 30 milioni di euro. Veramente è stato un affare. È un affarone, direi, il giocatore possente prima di tutto, poi si vede a centrocampo il dominatore, lui Anguissa e lo Bocta, quindi il centrocampo è più rinforzato e anche per questo la difesa soffre di meno. No, è un affarone, è proprio un campionissimo, non di un campione. Secondo me Manchester, come hai detto tu prima, secondo me si sta mordendo un po' le mani che si è tolto. Vabbè, comunque è meglio che se torce abbiamo preso noi. In qualunque altra squadra secondo me farebbe la differenza in Serie A, qualunque altra squadra. La differenza ce la sta facendo nel Napoli. Quindi continuiamo su questa strada. Stasera è stata una bella partita importante contro una bella squadra che è comodo perché gioca bene, palleggia bene, Fabregas si mette bene in campo. Poi abbiamo sofferto quei 25 minuti che loro hanno fatto i gol, abbiamo sofferto. E il secondo tempo poi non hanno fatto niente perché è stato bravo Conte negli spogliatori forse a fargli una piccola, tra virgolette, tiratino d'orecchie, sono andati in campo con un altro spirito e impostare meglio la squadra al secondo tempo. A mio avviso continuiamo su questa strada e ci togliamo delle soddisfazioni. Grazie, forza Napoli. È vero, questo Napoli dove può arrivare? Può veramente puntare in alto? Questo Napoli arriva dove mister Conte mira. Lui è un vincente nato e lui ha voluto Romelu Lukaku, è stata una grandissima scommessa. Perché tutti dicevano un giocatore finito, lui lo ha preteso perché è andato dal presidente. Io dico che Lukaku oggi ha dato una grandissima dimostrazione di professionalità. Per qualcun altro prima di lui sarebbe già volato in nazionale, lui è rimasto con grande sacrificio, con grande lavoro. Lui oggi è stato determinante, gioca bene, gioca male, 2 assist e un gol. Lukaku è il simbolo del Napoli di Conte. Dove arriverà lo scopriremo, ma il bello è questo. È vero, voglio dare un attimo una parola a questo piccolo tifoso che deve scappare. Che partita è stata e cosa ci vuoi dire di questo match? Mi è piaciuto un sacco, mi sono divertito tantissimo di questo Napoli, soprattutto Neres è un mago, insieme a Kvaratskhelia, hanno tutti e due un dribbling strabiliante. Lukaku inizialmente era un pochetto titubante su quello che poteva fare. Dopo mi sono pentito di aver detto che faceva schifo perché ha fatto tanto. Ha fatto tanto. Ma ti perdonerà, non ti preoccupare. Poi McTominay, averlo pagato di meno di De Paul, no, come si chiama? Il centrocampista della Juve. Miners. No, il brasiliano. Douglas Luiz è stato proprio un affare.
È vero, questa è una bella osservazione quella che lancia questo piccolo, anzi giovane tifoso, ti ringrazio. È una bella osservazione perché poi spesso tendiamo a guardare il mercato delle altre, a fare complimenti, a vedere ciao, l'erba del vicino è sempre più verde, però loro prendono Douglas Luiz a 50 milioni, se ne parla benissimo, grande operazione. Il Napoli prende McTominay, tra virgolette in sordina, a 30 milioni, ma col mercato di oggi un giocatore del genere a 30 milioni non lo vedremo mai più, ed è stata un'eccezione nonché un'abilità anche dello scouting del Napoli. Secondo me il Napoli quest'anno ha fatto un inizio di stagione, un inizio di progetto nuovo, o come dicono una ricostruzione, no? Dice il nostro mister, veramente perfetta. McTominay a 30 milioni è una veramente perla di mercato. Cup Miners, basta vedere Cup Miners che si è mangiato un gol a 2 metri dalla porta in Champions League qualche giorno fa. Io dico questo, cioè, allora, una squadra che si può permettere di avere un Neres in panchina, che secondo me è praticamente, ho detto che McTominay era il Bellingham della Serie A, dico che Neres è il Vinicius, cioè secondo me in Serie A, superiore a Neymar, ragazzi. In Serie A queste persone, cioè questi giocatori hanno una valenza completamente diversa, un peso completamente diverso, e Neres fa una differenza totale e ce l'abbiamo in panchina, quindi andiamo avanti, sogniamo, festeggiamo tutte le vittorie come dice il mister. È vero, e poi vedremo dove arriverà. Voi cosa dite di questo Napoli invece? Siamo d'accordo, oggi la partita è stata molto complicata, come una bella squadra, organizzata bene, ma nonostante ciò ce ne siamo usciti benissimo, una grande vittoria, speriamo che ci porti grandi risultati. E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va. Mi sa che sentiremo questa canzone per tutta la sosta, quindi mi auguro, credo e mi auguro anche successivamente al rientro dalla sosta. Lei faceva un paragone importante, Davide Neres è migliore anche di Neymar. Se Davide Neres iniziasse ad avere continuità in termini di minutaggio, ad avere maggior minutaggio e confermare questo rendimento, non so se il paragone ci può stare, ma sicuramente il Napoli andrebbe a beneficiare in una maniera veramente smisurata. Certo, io il paragone l'ho fatto fortissimo, conosciamo tutte le grandi doti di Neymar, ma Neres per rendere l'idea del contributo talentuoso, brasiliano, skillomane, perché ha fatto la skill pure in gioco in mezzo al campo, gli piace giocare con il gruppo, ma anche fare magie per il pubblico, infatti si diverte in campo e si vede. Peccato che ancora poco minutaggio, però piano piano entra sempre di più in questa squadra, secondo me prenderà il palcoscenico importante per tutto il gruppo Napoli. Fossi Conte, oggi come oggi lanceresti il brasiliano titolare e magari Politano un po' più, o manterresti ancora così? Secondo me Neres a partita in corso è devastante, perché Politano fa una grande fase difensiva, cosa che Kvaratskhelia non fa. Però oggi io voglio dire un'altra cosa, bisogna fare un plauso a un giocatore che fino ad oggi ha un po' latitato. Io penso che Anguissa oggi sia stato devastante. Io penso che Anguissa oggi ha giocato una partita che non ha senso, perché ha recuperato tanti palloni sul rigore, lui ha recuperato palla a ridosso dell'area di rigore. Un Anguissa così non lo vedevamo da tanto, forse nemmeno nell'anno dello scudetto è stato così impattante come lo è stato oggi. Ora fare proclami, parlare di futuro, per noi che siamo scaramantici è difficile. Godiamoci le partite della giornata, però se questo è un buon inizio, se questo è l'inizio, speriamo che continui così. E niente, forza Napoli. Grazie mille. Se il buongiorno si vede dal mattino, c'è da divertirsi. C'è questo piccolo tifoso che vuole dire qualcosa su questo Napoli. 8,68 sono stati i migliori in campo. Ce li giochiamo. Esatto, ce li giochiamo. Lobotka e appunto McTominay. Il papà conferma? Sì, sono inamovibili. Veramente stanno facendo delle ultime gare strepitose.
Per me- Prego. Sì, sì. No, poi abbiamo comunque Al-Ghissà che comunque si è confermato, però secondo me quei due a centrocampo non si possono togliere assolutamente. È vero, anche perché Lobotka oggi ha fatto una partita anche difensiva, maiuscola anche dal punto di vista difensivo. Nella fase critica della partita è stato fondamentale, perché stavamo perdendo gli equilibri, però bellissimo secondo tempo. Io ho detto al primo tempo, questi non possono durare così 90 minuti, che il primo tempo è stato un po' tragico, fortunatamente. Dai, forza Napoli. È un Napoli che si fa passare anche il lusso di avere in panchina Gilmour, David Neres, una rosa importante. Nei momenti critici potrebbero essere utili durante la stagione a lungo andare. È vero. Forza Napoli. Grazie mille.